Noi abbiamo adesso acquisito questa nuova stampante 3D per i preparati orali che ci permetterà di avere una maggiore precisione o anche una maggiore versatilità e anche diciamo, ampliare quelli che sono i preparati che noi facciamo, perché potremmo spaziare con forme farmaceutiche che in questo momento noi non prepariamo, come i film orodispersibili piuttosto che le compresse multistrato per i pazienti anziani. Primi in Italia all'interno di una struttura pubblica a dotarsi di una stampante 3D per produrre farmaci personalizzati per i pazienti dell'ospedale di Padova. Dosi personalizzate, monodosi liquide, compresse multistrato, film oro disperdibili, blister con dosaggi diverse, tutte preparazioni che possono essere realizzate con la nuova stampante. Antico e moderno si fondono insieme e appunto la loro coesistenza credo rimarrà nel tempo, insomma non scomparirà. La personalizzazione della cura riguarda soprattutto pazienti pediatrici, anziani ed allergici. Le aree terapeutiche maggiormente rappresentate sono il sistema cardiovascolare, l'apparato gastrointestinale e il metabolismo, oltre al sistema sanguigno. Noi produciamo circa 70.000 preparati l'anno di diverse tipologie di farmaci e di diversi galenici sterili e non sterili. Possono sembrare tanti o pochi, ma in alcuni casi anche il numero è abbastanza irrilevante, perché a volte sono preparati proprio per il singolo paziente che ha magari una malattia rara e quindi non ha proprio risposte, ma è fondamentale per lui o per lei avere questo tipo di preparato.